e vediamo. Grazie, consigliere Furlanetto, prego. Sì, grazie. Siccome mi rappresento l'uomo della strada che capisce poco, allora mi dico, ho sentito prima che il personale di Veneto Agricoltura e il Consiglio regionale che dice questo, nessuno dovrà temere per il proprio posto di lavoro, e questo lo diciamo come Consiglio regionale, no? Diamo questa garanzia fino all'acquiescenza, ho sentito. Benissimo. Allora che abbiamo quelle persone che ha la specializzazione in determinate cose e che noi altri comunque teniamo finché andrà in pensione, ma continuerà a fare le stesse robe che ha fatto fino ad oggi? O no? Ma l'uomo qualunque si domanda questo: se uno ha una specializzazione continuerà a fare per gli anni prossimi la stessa cosa che ha fatto fino ad oggi. No, mi mangio solo pane e formaggio e basta. Per cortesia. Andiamo avanti. Ma e allora mi domando, se questa è la roba, se questa è la roba che abbiamo fatto, dico, cosa che abbiamo fatto fino adesso? Tutte queste ore che ragioniamo, a cosa deve servire? Se poi alla fine non va a cambiare nulla, perché questa è la sostanza, no? Almeno mica capisco che non cambia nulla a questo punto qua, perché se le persone stai a e fa sempre gli stessi lavori, cambia titolo. Oh, ecco, e adesso io mi dare una spiegazione, cambia titolo, ma è giusto che io dicevo, perché mi telefono e mi dice, no, ho capito cosa che si devo dire, perché ne guardo in streaming, e ora interpreto le domande che fa la gente fuori e volevo dare una spiegazione. Avete capito? Grazie, assessore Manzato, prego. Tutti sapevamo